in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In apertura di questo secondo appuntamento con Panorama Sardo Speciale Estate ci occupiamo di un evento che si è svolto a Cagliari. Sono con Valeria Wittenberga, che è direttore generale dell'INPS. Esattamente 2 settimane fa abbiamo avuto il nostro ospite Gabriele Fava, il presidente, che ci ha dato un'anticipazione di quello che sarebbe successo oggi. Quindi un convegno a livello nazionale dove si è parlato del progetto INPS in cambiamento. Di che cosa si tratta? L'INPS è in perenne cambiamento perché siamo uno dei pilastri del welfare italiano e quindi ogni nuova norma, ogni nuovo investimento governativo sul welfare passa attraverso l'INPS. Siamo a più di 470 prodotti, continuiamo a crescere, lo facciamo con entusiasmo, ma abbiamo la necessità di adottare nuove tecnologie, di poter essere sempre all'avanguardia, di non fermarci mai. Il nostro capitale principale è il capitale umano e quindi in questa occasione, grazie alla lungimiranza del direttore della Sardegna, il dottor Di Bernardo, sono confluiti qui da tutta Italia funzionari e dirigenti per un progetto di change management intitolato Old and Young, che parte dalla integrazione intergenerazionale. I giovani che sono arrivati a rimpinguare le schiere dell'istituto sono pieni di entusiasmo, di competenze, i senior hanno esperienza e hanno tanto bagaglio di conoscenze culturali e quindi l'integrazione tra questo entusiasmo e questa esperienza è il fattore vincente per permettere che l'istituto sia sempre al passo con i tempi e sia ingaggiato nella sua missione principale, che è quella del servizio alla popolazione. Le risorse umane sono il fattore principale e sono quello che noi vogliamo valorizzare portandole a fare un convegno del genere sul territorio. Il progetto era nato come progetto centrale, ma abbiamo fortemente voluto che fosse sul territorio, che fosse fatto in Sardegna come segno della centralità del territorio rispetto alla missione dell'istituto. Perché dov'è che noi diamo il senso alla nostra missione? Dove incontriamo la popolazione, soprattutto nelle zone dove magari l'accesso ai servizi è meno possibile, le aree interne, le aree magari meno coperte. Noi siamo il segno della legalità e della presenza amichevole dello Stato. Ecco perché fare un convegno qui. Poi noi stiamo affiancando ad una grande attenzione alla formazione delle nostre risorse anche un investimento tecnologico molto forte. L'INPS è all'avanguardia fra le pubbliche amministrazioni nell'adottare sistemi tecnologicamente all'avanguardia, sistemi di intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto all'interno della nostra organizzazione, lo abbiamo fatto in attività che coinvolgono l'utente. Per esempio stiamo sviluppando una serie di compilazioni automatiche delle istruttorie di numerose pratiche in maniera tale da superare, soprattutto in una regione come la Sardegna che è caratterizzata da una popolazione anche anziana, che quindi potenzialmente soggetta a un digital divide forte, stiamo portando una tecnologia amica che permette di non dover più
compilare lunghe istruttorie di dati, ma se le trova appunto precompilate. Oppure anche stiamo cercando di individuare nei nostri risponditori le parole nelle domande degli utenti che permettano di essere proattivi nei loro confronti, quindi non soltanto rispondere alla domanda di servizio, ma suggerire anche che cosa l'INPS può dare loro in relazione alla profilazione dell'utente per categorie di interessi. Stiamo cercando di dislocare la produzione dove abbiamo più capacità produttiva, in questa maniera facciamo risparmio e efficienza e liberiamo delle risorse per i lavori più creativi, i lavori di consulenza, e questo investimento tecnologico ci permette di implementare la nostra presenza sul territorio anziché arretrare, nonostante le risorse umane non siano infinite e i servizi crescano. Ecco, c'è un passaggio molto importante che fa riferimento al manifesto dei valori. Di cosa si tratta? Per noi i valori sono tutto. Io e credo tutti i dirigenti dell'INPS, più che manager, ci consideriamo civil servant, servitori dello Stato. Il gestire risorse è importante, ma è strumentale rispetto al dare un servizio, e il nostro orgoglio di essere al servizio di interessi pubblici della comunità nazionale e non di interessi privati è inuguagliabile. Quindi il nostro manifesto dei valori vuole sottolineare l'attenzione che l'Istituto ha al senso di immedesimazione nella collettività nazionale, al senso di umiltà con cui ci approntiamo alle persone, alle loro necessità, al senso forte dell'etica della legalità. Noi siamo molto vicini, per esempio, al tessuto profondamente sano della maggior parte delle imprese. Quando andiamo a fare un'ispezione non è per colpire l'impresa, ma per isolare la mela marcia e aiutare tutto il resto del tessuto produttivo a liberarsi della concorrenza sleale che viene fatta attraverso il dumping contrattuale dell'illegalità nel mondo contributivo. La stessa cosa noi facciamo con i controlli che facciamo sulle prestazioni. Ogni volta che noi scopriamo una frode stiamo aiutando tutto il resto della popolazione, perché sono soldi recuperati che possono aiutare ad essere meglio destinati a chi ne ha veramente bisogno. Quindi la nostra etica del servizio è da una parte legalità, dall'altra attenzione ai bisogni, dall'altro il nostro valore è anche quello del porci al servizio non soltanto attraverso l'erogazione di singoli prodotti, ma attraverso anche uno stimolo al legislatore a comprendere dalla nostra grande mole di dati e dai risultati dell'erogazione dei nostri servizi un feedback sulla bontà o non bontà delle politiche governative, perché è chiaro che l'assistenza, la previdenza, il welfare sono aspetti fondamentali per la crescita della società italiana, quindi ci sentiamo responsabili della tutela dei dati dei cittadini e del supporto al sistema solidaristico che è alla base dei valori costituzionali della nostra nazione. Nel volgere di 2 settimane il direttore Di Bernardo ha accolto prima il presidente Fava, adesso il direttore generale. Grande attenzione per la Sardegna. Credo che il territorio sia al centro dell'interesse dell'Istituto. Oggi sono particolarmente contento di questo evento. L'Istituto oggi è aperto al territorio. Il fatto che un'iniziativa, un progetto a carattere nazionale che coinvolge quindi personale di tutta Italia trovi la sua consacrazione qui in Sardegna e qui sul territorio, in un evento poi arricchito, e questo sono fiero personalmente, anche da input rivolti ai colleghi e finalizzata alla conoscenza del territorio sardo. Noi in questo evento daremo la possibilità ai nostri colleghi non solo di confrontarsi su quelle che sono le problematiche, i temi tipici o comunque che devono seguire nell'ambito del progetto, ma anche la possibilità di dare uno sguardo sulla cultura della Sardegna. E parlo di artigianato, parlo di cucina, parlo di musica sarda, diciamo la possibilità di portare anche la Sardegna nel resto d'Italia indirettamente. Questo è fondamentale.
Credo la Sardegna è una regione bellissima, una regione con tante risorse che vanno anche valorizzate. Portare la Sardegna, o meglio far conoscere la Sardegna ancora più di quello che è essenziale. Poi ripeto, dal punto di vista tecnico, il fatto che l'istituto rinuncia a quelle che erano le tendenze tradizionali, no? Di centralizzazione delle iniziative, quindi Roma, Milano, e arrivi a portare un progetto del genere grazie al direttore generale sul territorio, nello specifico sulla Sardegna, è una cosa secondo me fantastica. L'istituto è al passo con i tempi, l'istituto vuole essere presente, l'istituto non arretra, l'istituto è con la Sardegna e con la cittadinanza sarda, così come per il resto della popolazione italiana. Due giornate all'insegna di confronto tra imprese, istituzioni e professionisti, e questo è il focus della conferenza organizzata da Federterziario Sardegna, ospitata negli spazi di Opificio Innova alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il tema dell'edizione 2025 è ambizioso e attuale: innovazione e competenze, la sfida delle piccole e medie imprese. Ampio spazio è stato dedicato anche alle eccellenze imprenditoriali del territorio, con testimonianze di start-up e aziende innovative che operano nel settore agroalimentare, tecnologico e dei servizi. In un contesto economico in rapida trasformazione, l'evento ha messo in luce la necessità per le piccole e medie imprese di affrontare con decisione il cambiamento tecnologico e culturale, attraverso panel tematici, masterclass e la partecipazione di esperti nazionali. Si è parlato di digitalizzazione, intelligenza artificiale, formazione professionale, PNRR e valorizzazione dei talenti locali. L'obiettivo dichiarato rafforza la rete di competenze locali per creare nuove opportunità di sviluppo per la Sardegna, rendendola protagonista di una crescita economica inclusiva, sostenibile e connessa ai nuovi scenari globali. Terziario Sardegna è nato a fine novembre dell'anno scorso e oggi è il primo vero evento, grande evento, che parla proprio di competenze e innovazione, e ne parla con dei relatori importanti che sono venuti anche da altre regioni, e ne parla con le aziende, quindi ci interfacciamo direttamente con le aziende come deve essere e le raggiungiamo presso le loro attività in tutta l'isola, quindi Federterziario va finalmente a sentire le aziende rispetto a tante problematiche che loro possono avere. Nei nostri percorsi abbiamo visto che l'intelligenza artificiale, dalla diffidenza di qualche anno fa, sta incominciando a entrare nel tessuto soprattutto professionale ma anche industriale e quindi delle imprese. Oggi è un'occasione anche per valutare sempre di più l'uso di questa nuova tecnologia. Sì, dell'intelligenza artificiale non ne possiamo più fare a meno, è entrata nel nostro tessuto sociale, dobbiamo semplicemente conviverci, ma conviverci sfruttandola al meglio per i nostri interessi. Adesso pensiamo al lavoro, la facilitazione, la riduzione dei tempi, quindi utilizzare l'intelligenza artificiale come? Chiaramente con dei corsi di formazione, pensiamo alla pubblica amministrazione che deve essere formata e accompagnare le imprese che magari hanno un passo più svelto su questo. Federterziario Sardegna si adopererà, e lo sta già facendo, con dei corsi per i dipendenti delle nostre imprese. Io arrivo dal Friuli, da Udine precisamente, e la mia azienda si chiama Kaibot, noi facciamo celle o sistemi cobotici per aiutare le aziende che hanno difficoltà a trovare personale, per aiutare il personale che ha difficoltà a trovare lavoro ad integrarsi in postazioni o in soluzioni lavorative dove la macchina utilizza l'intelligenza artificiale. Quindi aiutiamo il mondo del lavoro da un lato, dal lato dell'imprenditore al lato del dipendente, di chi sta cercando lavoro. Dallo scorso anno abbiamo avviato questa collaborazione con gli amici della Sardegna, che ci hanno proposto di creare qui in Sardegna una sede regionale di Federterziario, che noi abbiamo accolto ben volentieri. Quindi con la Presidente Valeria Satta è partita questa avventura. Oggi si presenta sostanzialmente ufficialmente la nostra confederazione, che già ha cominciato a lavorare in Sardegna, ha raccolto moltissime adesioni ed è entrata nel nostro network nazionale. Noi siamo presenti in tutte le regioni, abbiamo più di 60 sedi, 95.000 imprese, e la Sardegna per noi diventa un tassello strategico sia per la piccola dimensione tipica delle imprese sarde e anche come avamposto per parlare anche di innovazione, start-up e tutto ciò che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale. E noi crediamo che tutto il tema dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale possa rispondere in maniera positiva ai deficit del mercato del lavoro, perché di fronte ad una denatalità sempre più importante che porterà ad avere una
una vera e propria crisi occupazionale perché mancheranno le figure professionali, l'innovazione, la robotica e l'intelligenza artificiale può supplire e integrare il capitale umano, migliorando anche la produttività delle imprese, che è il vero nervo scoperto del nostro sistema produttivo. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Anche quest'anno Panorama Sardo non è voluto mancare ad un nuovo appuntamento con lo sport inclusivo per tutti a San Giovanni di Sinis, territorio di Cabras, per la 3 giorni della terza edizione dell'evento Power of Sport,
Un'iniziativa gratuita che milita a promuovere l'attività sportiva come strumento di uguaglianza e inclusione, coinvolgendo atleti di ogni genere, compresi i paraolimpici. La prima giornata si è aperta con la traversata denominata Nuotiamo Insieme, con partenza dalla spiaggia di Torre Grande a Oristano. Nel corso della serata si è parlato di sibling, fratelli e sorelle di persone con disabilità. L'argomento è stato sviluppato nel corso del convegno come se fosse normale, con l'intervento delle psicologhe ed educatrici Consuelo Serra, Mabel Laporta e Samantha Peroni. Nella seconda giornata il programma ha previsto l'interregionale di tiro con l'arco ed il torneo di judo. Nella terza e ultima giornata spazio all'attività di trekking mountain bike e chiusura dell'evento con l'open water di mezzo fondo promosso dalla Federazione Nuoto. Valentina Mastroianni, oggi sei qui a farci visita e sarai anche l'ospite d'onore del palco, perché tu hai scritto un libro che riguarda un po' l'argomento su cui tutto questo che avverrà qui in questi 3 giorni è imperniato. Sì, guarda, in realtà è un argomento che poi riguarda tutti e che è l'amore, no? L'amore in tutte le sue forme. E questa attenzione che viene rivolta ai ragazzi con disabilità, in questo caso, l'importanza di trovare anche persone che si rendono disponibili affinché sia vita per tutti in ugual modo, è qualcosa veramente di meraviglioso. Io racconterò la storia di mio figlio Cesare, che non c'è più, ma che ha donato nei suoi anni di vita una nuova visione per noi come famiglia, ma per tutte le persone che ci seguono, che ci conoscono, che hanno letto i miei libri, che ci seguono nei social. E è un libro che parla di un amore appunto che non finisce mai e quindi si trova sempre il modo di rifiorire. Non lavoriamo solo ed esclusivamente con la disabilità, ma è uno dei tanti settori nel quale ci capita di lavorare, di essere a contatto. Forse è anche più difficile. È il più stimolante, mi piace dire così, il più stimolante. La diversità è nel suo vantaggio e svantaggio il fatto di essere unica e quindi peculiare. La caratteristica sta nel riuscire a cogliere quella peculiarità e farne un valore aggiunto, un qualcosa di straordinario, e io penso che insomma un evento come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni ne rispecchia proprio il senso a 360 gradi. Ha avuto una disabilità nel corso della vita e quindi mi sono presa cura di lei. Questo però ha generato voglia di fare anche per gli altri, quindi ho iniziato a studiare in modo specifico per diventare un assistente alla comunicazione per disabili sensoriali e al momento lavoro con l'ospedale della mia città, che è Varese, e quindi mi occupo di sordità infantile, quindi riabilitazione sulla sordità infantile. Molto interessante. Ecco, posso dire, secondo me anche c'è forse una cosa più importante, dà molte soddisfazioni. Assolutamente sì, perché non si prende in carico solo il bambino, ma si prende in carico tutta la famiglia, quindi tutto il sistema familiare. Prima parlavo con Riccardo e gli spiegavo come entrare nelle case e vedere quelli che sono i problemi di questi bambini significa anche aprirsi ai fratellini, oppure vuol dire anche insegnare ai genitori a non essere così richiestivi nei confronti dei propri figli, a non avere questa fretta di concludere un percorso terapeutico, perché a volte, come dire, viene meno il loro ruolo di genitore, di accogliere, di mettere confini, sono troppo predisposti magari a lasciare andare cose invece su cui dovrebbero tenere più il punto. Ok, quindi il mio ruolo sta nel monitorare ed equilibrare di nuovo la situazione. Quest'anno mi è piaciuto di più, anche se un po' diverso da Torre Grande, e ho fatto tantissimi sport, tra la traversata in acque libere. Oggi ho una gara di judo e adesso ho fatto una gara di tiro con l'arco e spero di vincere a tutte le medaglie, anche domani, e spero di vincere un'altra medaglia che sia d'oro. Per me lo sport è importante per
per la vita delle persone e della salute delle persone, per mantenerci in forma e per vincere a tutte le gare. E ogni volta che la fatica, l'impegno portano dei risultati grandi. Già la settimana prossima ci sarà la prossima gara al lago di L'Anguillara in nuoto in acque libere, quindi... E loro sono già pronti, prontissimi? Pronti. Quando c'è da preparare una valigia loro sono sempre pronti. Quanto ci vuole organizzare tutta questa cosa così? Allora, Power Sport nasce sì come un gioco, nasce per far nuotare, per fare una giornata di mare e di nuoto ai nostri atleti. Adesso è diventato un evento di 3 giorni che per realizzarlo tutti gli anni, l'ultimo weekend di giugno, verso febbraio muoviamo le prime fila. Parliamo di circa 500 atleti tra paralimpici e non. Parliamo di 13 discipline sportive, di un campionato nazionale di nuoto in acque libere. Quest'anno new entry, anche la Federazione Italiana Nuoto vuole usare i nostri percorsi, per cui ci sarà la gara organizzata con l'All Together, che gestisce anche la piscina comunale di Oristano, l'interregionale di Tiro con l'Arco, e poi nuotiamo insieme la traversata, dove i ragazzi in modalità staffetta o con unica traccia compiono circa 8 km di distanza. Quest'anno per la prima volta un nostro ragazzo con disabilità ha fatto tutta la traversata. Questa location è bella? Sì, la location è bella perché è una bella location naturale. Poi è bello che il comune di Cabras ci abbia cercato, ci abbia voluto e noi ovviamente abbiamo risposto. Vi ha sposato. E poi grande partecipazione espositiva, perché avremo anche gli stand dei carabinieri, della polizia, donatori nati, abbiamo la scuderia di rally campioni italiani, sardi campioni italiani di categoria, quindi grande partecipazione. Quest'anno da sottolineare, perché se ne parla troppo poco, grande partecipazione di volontari, tanti ragazzi dagli 11 ai 20 anni che ci hanno cercato, si sono offerti per fare i volontari, per darsi da fare, per darci una mano. E paradossalmente da braccia giovani si sono trasformati anche in animatori della giornata, e questa cosa è importante, che ragazzi vogliano fare i volontari in un evento sportivo paralimpico. In 30 anni che mi occupo di questo non è così scontato. Mi offri la spalla, l'inclusione. Io ho sempre detto la diversità dipende da quale parte si guarda, cioè la destra può diventare sinistra e la sinistra può diventare la destra, basta che tu cambi, inverti il percorso, e il fatto che appunto questi giovani comincino a capire che possono crescere anche loro insieme agli altri. Guarda Nanni, noi crediamo che l'inclusione inizi nel momento in cui non si cerchi più l'inclusione. Quando c'è naturalezza nel frequentarsi e nel capire, nell'accettare che le persone sono diverse da noi e che quello giusto non siamo per forza noi, allora forse si può parlare di inclusione. Siamo diversi, ci sono diversi gli interessi, ci sono diversi i ritmi, i pensieri, e va bene così. Power Sport è un evento inclusivo perché non vuole esserlo. La normalità è condividere tutti allo stesso modo, condividere con qualsiasi persona, condividere qualsiasi momento senza nessuna distinzione. La normalità è qualcosa che se la si vuole c'è, se non la si vuole diventa un'ipocrisia. Oggi siamo qui come ospiti anche perché Sea Scout è un nostro ente di formazione accreditato da NRC ed è responsabile della divisione per il soccorso dei disabili. Quanto sono cresciute queste possibilità che vengono date, riconoscere il fatto che si deve lavorare con determinate persone? Ma sono cresciute tantissimo a livello mondiale, direi. In Italia un pochino meno, abbiamo ancora un retaggio culturale che ci porta a dire no, il disabile non può fare quelle cose, non può fare questo tipo di formazione, eccetera. In realtà non è così e con Sea Scout lo stiamo dimostrando,
il disabile deve avere tutte le opportunità che ha una persona cosiddetta normodotata e noi ci stiamo riuscendo alla grande. Hai la fortuna di operare in un mondo che molti non conoscono, ma che poi una volta che ci si entra dentro è una cosa splendida e si è sempre stimolati a dare sempre di più e sempre di meglio. Tu da 2 anni lavori con Sia Scout, raccontaci un attimo questa tua esperienza, ma soprattutto cosa ti piace e cosa ti regala. Sì, buonasera a tutti. Da 2 anni lavoro a Sea Scout. È un mondo fantastico, nel senso che al suo interno vediamo costantemente la crescita dei nostri ragazzi che vengono considerati atleti. Infatti grazie allo sport hanno la possibilità di crescere, hanno la possibilità di incrementare quelle che sono le loro autonomie, le competenze comunicative e relazionali. Infatti grazie allo sport, che risulta, come vediamo oggi, inclusivo, i ragazzi fanno anche quindi delle gare di nuoto, gare di judo, gare di tiro con l'arco. Tutto ciò gli consente di potersi confrontare, non solamente gli consente di confrontarsi anche con altre realtà e altri atleti. Lo sport non ha confini, prende qualsiasi età e soprattutto c'è sempre più attenzione da parte della Polizia di Stato e le Fiamme Oro a persone insomma con diverse abilità. Il gruppo sportivo paralimpico in italiano è in crescita e soprattutto quello delle Fiamme Oro, insomma vinciamo tantissime medaglie e il movimento è sempre più in espansione. Con il badminton, faccio un esempio del badminton che è il mio sport, siamo riusciti anche a qualificarci alle Olimpiadi, quindi è un ottimo risultato. Quanto è bello incontrarsi con delle persone che ti ammirano, perché bene o male tu sei tu e gli altri vedono in te qualcuno da emulare. Sì, mi riempie d'orgoglio, mi ha fatto veramente piacere. Anche ieri tutti i ragazzi erano curiosi quando mi hanno visto arrivare, ci siamo fermati, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato di sport, delle attività, delle mie esperienze ed è bello, insomma, queste giornate aiutano a farsi conoscere e loro a conoscere i gruppi anche militari come quello delle Fiamme Oro. Ma è un risultato che si inserisce in una politica di fruizione di San Giovanni di Sinis, che è certamente quello turistico balneare, quello dei beni culturali e archeologici, e devo dire che questo tema dello sport così inclusivo, così aperto a tutti, completa in maniera grande quelle che sono le missioni più importanti per un'amministrazione locale, per la fondazione che qui agisce in termini di servizi culturali e pubblici, e quindi devo ringraziare gli organizzatori che ci hanno fatto questa proposta che abbiamo accettato, e credo che la sperimentazione insomma sia andata bene. Ieri sera a colpo d'occhio era un laboratorio formicaio, era strapieno di persone, alcune andavano al concerto a Tarros, molte altre stavano qui in piazza che esercitavano sport, esercitavano perfino la fruizione del tempo libero e la bellezza di stare insieme. Questa credo che sia probabilmente il risultato più importante. Nessuno vive i propri sogni come te. Nessuno affronta la strada così, anche quando una strada non c'è. Nessuno sfida così intensamente i propri limiti. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come S-Cross Hybrid. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da una delle regioni più longeve al mondo parte la sfida globale per la medicina del futuro. Nuragi, l'intelligenza artificiale Longevity Company, nata in Sardegna, lancia il progetto SABA, uno studio innovativo per sviluppare algoritmi predefiniti della salute e tecnologie intelligenti per un invecchiamento di qualità. Finanziato con 2,6 milioni di euro dal PNRR, il progetto si propone di trasformare l'isola in un hub strategico per l'high-tech bioispirato. Cuore dell'iniziativa è la valorizzazione dei fattori genetici, ambientali e culturali che fanno della Sardegna una blue zone riconosciuta a livello mondiale. Un ecosistema all'avanguardia che fonde scienza, tecnologia e tradizione per portare nel mondo una nuova idea di salute. Sì, la Sardegna, come sappiamo tutti, è considerata una delle blue zone. C'è una percentuale alta di persone che vivono più a lungo e più sane. Quello che noi vogliamo fare è capire quali sono i fondamentali dietro questa longevità e poter capire come creare intervenzioni perché si possano estendere non solo alla Sardegna e alle persone che vivono qua, ma a tutto il mondo. La mission di questo progetto? La mission principale del progetto SABA è proprio questa di mappare 10-50.000 persone in Sardegna, capire cos'è un super ager e quali sono le caratteristiche principali che possiamo estrapolare ed estendere al resto della popolazione. Abbiamo 2 livelli di studio, abbiamo una prima fase in cui daremo la possibilità a tutti i partecipanti in Italia di contribuire alla nostra ricerca, ma poi ci focalizzeremo più sulla Sardegna per cercare di capire e modellare i cosiddetti super agers, quindi persone che magari hanno una certa età che però biologicamente ne dimostrano una molto più bassa, quindi questo è uno degli obiettivi dello studio. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in questo caso? Sì, negli ultimi anni ci sono stati molti avanzamenti scientifici dal punto di vista dell'intelligenza artificiale che stiamo sfruttando per generare dei modelli che ci aiuteranno a comprendere non solo come allungare la durata della vita, ma il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, quindi comprendere quali sono i meccanismi. La luna è sotto casa ma non la prenderò, non cerco la fortuna
che un giorno mi lasciò. Non mi appartiene il sogno, non cerco falsità. La vita è una battaglia fatta per la verità. Ti lascio ai tuoi pensieri, ai tuoi santoni indù, ai mondi di parole, al vuoto che vuoi tu, ai tuoi guerrieri pazzi che dormono. Anche quest'anno Quartus Sant'Elena si illuminerà con la rassegna estiva La Luna sotto casa, giunta alla quinta edizione, un festival diffuso che trasforma le piazze, i cortili e il litorale in palcoscenici all'aperto, dove la cultura incontra le persone sotto le stelle. Musica, teatro, laboratori, percorsi enogastronomici e spettacoli itineranti animeranno la città tra luglio e agosto, con un cartellone ricco di proposte per tutte le età. L'organizzazione, con il supporto della Fondazione di Sardegna della Regione, e la collaborazione con l'associazione Enti Locali. La rassegna punta a valorizzare Quartu come polo culturale del sud Sardegna, offrendo un'estate vivace e accessibile ai residenti e ai turisti. La tua foresta muta non dà la libertà, la voce si è smarrita ma un giorno parlerà, e sopra le tue spalle la polvere cadrà. Vorrai tornare indietro ma ritorno non sarà. E siamo alla quinta edizione, riproponiamo La Luna sotto casa, cercando di offrire una proposta che possa accontentare tutti, tutte le fasce d'età, i bambini, gli adulti e anche i giovani, perché è prevista anche una iniziativa che si chiama Palchi Aperti ed è rivolta ai gruppi emergenti, e quindi rivolta ai gruppi emergenti locali del territorio isolano, e comunque a chiunque voglia per la prima volta affacciarsi nel mondo della musica e dello spettacolo. L'offerta inizia con una manifestazione di presentazione e di valorizzazione della attività vitivinicola della Sardegna, quindi verranno presentati dei prodotti del territorio, privilegiando quelli quartesi, e quindi si inizia anche con il rilancio dell'attività enogastronomica legata al turismo e quindi allo spettacolo. Allora ricordiamo l'estate a Quartu, La Luna sotto casa, ma anche il sole di Quartu, rinnoviamo l'invito a tutti i telespettatori. Certo, perché magari dopo una giornata al sole nelle nostre spiagge, che hanno un valore e un pregio particolare, si può concludere la giornata La Luna sotto casa. E anche quest'anno abbiamo cercato di difendere comunque la qualità nel progetto complessivo della stagione estiva del Comune di Quartu, che tiene conto degli spazi disponibili e che tiene conto anche di che cosa Quartu può offrire. Ci sono diverse situazioni e gruppi e complessi in cui si muovono anche artisti locali di pregio a cui abbiamo avuto piacere di dare spazio, e poi c'è, come di consueto, ormai da qualche anno, attenzione rivolta ai giovani, con 2 eventi programmati in palchi aperti, uno dedicato ai giovanissimi, una sorta di contest in cui una giuria poi premierà i primi 3 arrivati meritevoli, e un'altra dedicata invece ai musicisti che vogliono salire sul palco ed esibirsi, forse per la prima volta in vita loro, in un palco attrezzato di tutto punto, di luci, fonica e microfoni e strumenti necessari per un bello show. Un calendario spalmato su quelle che sono le strutture più significative di Quartu, l'ex caserma, il Parco Parodi, l'ex convento dei Cappuccini e soprattutto le piazze. Sì, come ormai consuetudine da alcuni anni, queste sono un po' le sedi che abbiamo deciso e scelto per la programmazione. Rispetto all'anno scorso c'è un minimo di attenzione in più rivolta al Parco Parodi, che ci fa molto piacere invece occupare, perché
Questo ci consente anche di accontentare le richieste che vengono dai turisti o comunque da chi occupa le case della costa, che hanno sempre frequentato il parco non solo in occasione dei nostri appuntamenti ma anche con i nostri appuntamenti, per cui ci faceva piacere dividere anche lì l'attività fra attività programmata per i giovanissimi, per i bambini, che si svolge alle 19 di sera, e invece quella serale dedicata agli adulti nelle solite ore buie, in cui alcuni gruppi importanti faranno le loro performance. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Toyota Aygo Cross, il crossover compatto che conquista la città in tutta agilità. Resta connesso al tuo stile con Toyota Aygo Cross. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Anche quest'anno bilancio assolutamente positivo al Forte Village di Santa Margherita di Pula per la settimana di Filming Italy Sardegna Festival. La rassegna ideata 8 anni fa da Tiziana Rocca, che è caratterizzata da proiezioni di opere cinematografiche e audiovisive anche non inedite, con l'intenzione di favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo italiano. Un evento promosso per favorire la crescita e la formazione delle nuove generazioni, grazie anche alla creazione di un Academy Cinema.
I giovani studenti hanno partecipato anche quest'anno al festival in modalità online e hanno potuto virtualmente incontrare gli ospiti del festival e seguire le masterclass organizzate con produttori, attori e operatori del settore italiano ed internazionale. Agli studenti che hanno partecipato alla rassegna sono stati assegnati crediti formativi. In questa atmosfera indirizzata al futuro, quest'anno il più festeggiato è stato il leggendario Franco Nero, per la notizia annunciata nel corso del festival dalla sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni. L'83enne attore di San Prospero Parmense avrà spazio tra le stelle della Walk of Fame di Hollywood. La consacrazione di una lunga carriera iniziata nel 1966 con il colossal di John Huston La Bibbia, dove interpretava Abele, e consacrata 2 anni dopo dall'Orso d'Argento al Festival di Berlino con un tranquillo posto di campagna, il film di Elio Petri, dove incontra Vanessa Redgrave, che sarebbe stata la compagna della sua vita. Nel 1972 è protagonista nel Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, premio Oscar per il miglior film straniero. Il nostro Mario Frongia lo ha intervistato in esclusiva per Panorama Sardo. Se ti chiedessi l'attrice e l'attore che ti hanno più impressionato, magari dai quali hai imparato o rubacchiato qualcosa? Io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi del mondo, sia attrici che attori, e devo dire che ognuno di loro mi ha dato qualcosa. I più grandi sono questi attori, impari sempre qualcosa, e più sono alla mano, più sono disponibili, più ti insegnano. Jean Gabin, me lo ricordo, uno dei primissimi, un film che feci in Francia, e devo dire che mi ha insegnato molto e ho imparato molto da lui, specialmente il rapporto con i produttori, con i registi, perché il produttore ti ama, ti adora fino all'ultimo ciak. Poi quando hai fatto l'ultimo ciak, se potessi ammazzarti ti ammazza, perché gli hai fatto spendere i soldi, hai fatto le bizze, ti sei ubriacato, sei arrivato in ritardo, però fino all'ultimo momento, però ricordati che dopo, finito il film, sarai là, esiliato. Dimmi di una grande attrice, una che davvero lascia il segno. Beh, io ho lavorato con diverse, ma devo dire che quelle grandi sono tutte brave, bravissime. Ma ti dico, Stephanie Power, per esempio, ha fatto una serie televisiva che si chiama Deception, quella che faceva Cuore Batticuore, che per 6 anni era davanti alla macchina da presa, dunque ne sapeva più di qualsiasi regista. Questo è un lavoro che si impara sul campo di battaglia. Tra le italiane? Tra le italiane, da Claudia Cardinale a Mariangela Melato, non saprei, cioè attrici vere che hanno una grande sensibilità, che mi faceva sempre grande tenerezza, perché sai, una donna fragile, ha delle giornate particolari, sì, che vederle lavorare magari al freddo, con vestiti estivi, con delle particolarità di esigenze di scena difficilissime, mi ha sempre fatto tanta tenerezza, veramente, le ho amate molto. Fabio Testi è un pezzo di storia importante della cinematografia italiana e internazionale. In Sardegna, perché e con quale spirito? Beh, essere un festival è sempre una cosa bella per noi, un po' come la fiera per gli industriali, praticamente ci ritroviamo, ci incontriamo con i registi, attori, produttori, è un po' un motivo anche per ritrovare i vecchi amici e discutere un po' di come vanno le cose. Divertente, poi in un ambiente come questo devo dire che penso che sia uno dei più bei festival in assoluto come ambientazione e come organizzazione. La Tiziana Rocca è stata bravissima, io non conoscevo questa realtà, che devo dire tanto di cappello, veramente. Sono orgoglioso che anche in Italia ci siano queste belle realtà. Il tuo cinema e quello attuale, che differenze trovi? Oddio, il cinema mio degli anni 70-80 era un cinema libero, dove l'imprenditore metteva il denaro, cercava la qualità, la gente pagava il biglietto per andare al cinema, e se la qualità era buona il produttore era felice, rifaceva un altro film. Adesso purtroppo non c'è più il mercato libero, le televisioni hanno monopolizzato
il cinema, perché essendo il film un veicolo di propaganda politica, innanzitutto di tendenza e di costume, è stato preso in mano dal potere, tra virgolette la politica, la quale decide attraverso la televisione la messa in onda e decide i contenuti, i registi, gli attori, e non pagano il biglietto. Praticamente hanno un po' castrato quella che era la libertà dell'artista, che se l'artista non lo lasci libero purtroppo non sarà mai creativo. Qual è il film al quale sei più caro, sei più, come dire, vicino affettivamente? Ne hai fatti tantissimi, però proviamo a trovarne uno. Tantissimi, sì, sono 103 con questo che ho fatto a Berlino, che è nato in concorso a Berlino. Ma no, sai, ogni film è un pezzo della tua vita, ogni film fa parte della tua storia, della tua esperienza. Alcuni sono andati bene, altri meno, altri male, però devo dire che la critica è sempre stata benevola nei miei confronti. Certo che se devo dire un film in assoluto, Il giardino di Fizzicontini, che vinse l'Oscar con De Sica, che mi ha dato la possibilità di essere conosciuto nel mondo, grazie a lui, ecco. E Vittorio De Sica, come dire, l'icona, la firma del tuo essere diventato un grande attore? Ma sì, De Sica lo considero come un padre spirituale, un padre artistico, un padre sotto tutti i punti di vista. È stato il film più semplice, più facile, meno faticoso che abbia fatto, perché lui si metteva davanti alla macchina da presa, metteva gli attori seduti sulla sua sedia e lui imitava quella che doveva essere la tua recitazione e recitava il bambino, la vecchia, il vecchio, la donna, lui faceva... Gigante. Bastava imitarlo. Poi un grande artista che amava gli attori, perché lui, nascendo come attore, c'era questo rapporto di amore proprio con gli attori. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il distretto Sardegna Bio è il primo e unico distretto della nostra regione, ma anche il distretto biologico più grande d'Italia. Oggi festeggia i primi 5 anni di attività, rappresentando in modo coordinato tutte le filiere produttive a carattere biologico del territorio isolano. È stato attivato dal comitato promotore con la partecipazione dell'Associazione dei Produttori Sardegna Bio, la città metropolitana e il comune di Cagliari, ANCI e Coldiretti Sardegna e la Fondazione Agroalimentare dell'isola. Il biodistretto regionale è una risposta all'esigenza di regolamentare la grande espansione dell'agricoltura biologica sia nazionale che regionale in un territorio in cui buona parte delle piccole e medie imprese agricole ha scommesso sulla qualità e sulla tipicità delle produzioni. L'obiettivo primario del distretto biologico è quello di favorire la coesione e la partecipazione degli attori della filiera biologica, sostenendoli affinché possano coniugare la propria attività con le nuove frontiere della sostenibilità, energie rinnovabili, biodiversità, qualità del lavoro e della vita. Il distretto regionale biologico Sardegna Bio appunto nasce da, quasi per gioco, da un'idea. C'era un gran vuoto in questo campo, stavano nascendo numerosi distretti rurali, quindi distretti del cibo in giro per l'Italia e quasi per gioco abbiamo pensato e abbiamo proposto la nascita di questo distretto e ci siamo rivolti a tutti quelli che sono gli attori del territorio. Ci siamo rivolti ad ANCI Sardegna, che ha subito sposato il nostro progetto e è diventata socia, a Coldiretti, a Confagricoltura, a Confcommercio. Insomma, abbiamo voluto fare un distretto che soprattutto nascesse dalla base e fosse rappresentativo di quelli che sono gli attori principali e protagonisti di un distretto del cibo, che sono le aziende agricole. Ecco, qual è il significato anche simbolico di avere un unico distretto biologico regionale così grande e rappresentativo nell'isola? In cosa si distingue rispetto agli altri distretti italiani? Allora, più che simbolico è proprio l'efficacia. Quando abbiamo iniziato il progetto abbiamo capito che non si poteva parlare di biologico di Cagliari piuttosto che di Sassari, ma aveva senso parlare di un biologico regionale, anche perché lo stesso chilometro zero è inteso come regionale. Quindi abbiamo voluto mettere insieme le filiere, quindi rilanciare le filiere, chiuderle, perché lo scopo del distretto è proprio quello di chiudere le filiere, e ci siamo rivolti a tutto il territorio regionale. Questo ci ha dato una gran forza, perché come estensione la Sardegna è l'isola più grande d'Italia dopo la Sicilia, ma avendo noi il distretto regionale possiamo vantarci di avere il distretto più grande d'Italia. Questo ci ha dato anche grande forza, perché quando ci presentiamo ai tavoli ci presentiamo finalmente come una regione unita. Ecco, se dovessi individuare delle peculiarità, da cosa distinguerebbe il distretto sardo da quello delle altre regioni o quelli presenti in altre regioni? Prevalentemente due cose, a mio avviso. In primis proprio l'ampiezza, la grandezza, la rappresentatività, perché oggi rappresentiamo da aziende grandissime con fatturati oltre i 200 milioni ad aziende piccolissime come le botteghe, proprio per raccontare la Sardegna a tutto tondo. Quindi l'ampiezza dell'offerta, l'ampiezza della rappresentatività. Un'altra però forza che abbiamo noi è quella di esserci dotati di una squadra di tecnici fundraiser che sta portando economia nel distretto, perché lo scopo del distretto non è sicuramente quello di chiedere risorse alle aziende, ma anzi fare l'attrattore risorse pubbliche per dare una ricaduta sulle aziende.
Ecco, hai un po' anticipato quella che sarebbe stata la terza domanda riguardo agli obiettivi e i valori, cioè quali sono gli obiettivi e quali sono i valori del distretto Sardegna Bio e come si traducono concretamente sul territorio in Sardegna. Gli obiettivi sono sicuramente quelli di rilanciare il biologico, farlo crescere, rispondere a quelle che sono le richieste che ci chiede l'Unione Europea. Guardate bene, il distretto nasce un secondo prima che l'Unione Europea ci chiedesse col Green Deal e col Farm to Fork di arrivare al 25% di superficie di SAU biologica in agricoltura biologica. Ecco, lo scopo nostro non è solo raggiungere quell'obiettivo, ma fare di più per portare sulle tavole dei cittadini cibo sano, di qualità e sardo, e lo facciamo come? Promuovendo Sardegna in Sardegna, ma anche in Italia e all'estero. Usciamo adesso da un progetto che si chiama Bio in Tour, che ci ha visto protagonisti in 10 regioni d'Italia, 10 tappe, dove in tutte queste abbiamo parlato di Sardegna, dei prodotti, e abbiamo fatto poi dei villaggi dove abbiamo potuto far degustare le nostre eccellenze, non in competizione ma in sinergia con gli altri distretti biologici d'Italia. Ecco, le eccellenze sarde sono già molto apprezzate ovunque, non soltanto nel resto del paese. Che spinta propulsiva ai prodotti della Sardegna può dare questo progetto? Io credo molto nella rete, con altri distretti, una quindicina di altri distretti biologici d'Italia. Abbiamo costituito una rete nazionale, che mi onoro anche di presiedere, una rete nazionale di distretti biologici con i quali senza campanilismo, senza voler per forza essere i primi della classe oppure senza voler vantare i prodotti migliori d'Italia, ma dato che l'Italia è famosa nel mondo per il buon cibo, l'idea è quella di promuovere Italia biologico nel mondo, quindi nei mercati esteri e nei mercati europei, e andare a conquistare col biologico italiano e quindi anche sardo fette nuove in mercato a vantaggio e per dare respiro alle aziende agricole sarde. Ecco, come è considerato il prodotto bio oggi sul mercato da parte anche dei consumatori? Beh, oggi è cresciuto rispetto a anni fa, c'è più consapevolezza, c'è più conoscenza nei carrelli della spesa dei nostri cugini del nord, parlo dell'Europa del nord, il 40% dei prodotti sono biologici. Ecco, siamo noi che siamo un passetto indietro, dobbiamo migliorare, però nei mercati, nei supermercati sta migliorando molto la scelta, c'è più scelta e c'è più voglia di acquistare sano. Noi per esempio nel nostro piccolo stiamo partecipando come distretto bio nei mercati di Campagna Amica e spicca il nostro gazebo perché in mezzo a tanto giallo c'è un bianco, c'è una fogliolina del biologico e promuoviamo appunto le aziende sarde biologiche. Nei giorni scorsi è stata presentata la nuova campagna di scavi dell'Università di Cagliari nell'ex area militare del sito archeologico di Nora. Un'importante occasione per illustrare le attività scientifiche e didattiche che l'Ateneo conduce in uno dei siti archeologici più significativi della Sardegna. La nuova campagna di scavi sarà condotta con il coordinamento della Cattedra di Archeologia Classica dell'Università di Cagliari e ha previsto il coinvolgimento di 50 partecipanti tra studenti dei corsi di laurea e della scuola di specializzazione in beni archeologici, oltre a rappresentanti della Queen's University di Kingston in Canada. Le indagini archeologiche si concentreranno anche quest'anno nell'ex area militare del sito,
con un focus particolare sul settore della piazza con fontane di età medio-imperiale, allo scopo di approfondire la conoscenza degli ambienti a funzione produttiva che si affacciano sull'ampio slargo. L'iniziativa si inserisce nel quadro della consolidata collaborazione tra l'Ateneo del capoluogo, le istituzioni locali e gli enti di tutela, a conferma dell'impegno condiviso per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio culturale sardo. Novità di questi giorni, una nuova piazza, possiamo dire, dei nuovi ritrovamenti che fanno immaginare il centro della città di Nora dislocato dall'anfiteatro e da quelli che sono gli altri resti, e quindi un ampliamento della scoperta. Assolutamente sì, stanno venendo alla luce nuove emergenze molto interessanti per la ricostruzione di quelle che sono le diverse fasi di frequentazione di un settore che fino a poco tempo fa si pensava essere periferico, ma che in realtà costituisce un'ulteriore estensione dell'antico centro di Nora. Stiamo ritrovando infatti resti di una grande piazza monumentale di oltre 400 metri quadri con una grande fontana centrale e poi alcuni edifici che si affacciano sulla piazza e che avevano la funzione di botteghe. Quindi Nora continua a sorprendere gli addetti ai lavori come voi, ma anche i turisti e i tanti residenti che ormai prendono d'assalto questo sito ogni anno. Sì, infatti i lavori sono attualmente in corso, noi concluderemo le operazioni di scavo tra 2 settimane, ma in realtà il lavoro che c'è da fare sul campo durerà ancora molti decenni, perché ci sono tante testimonianze da mettere ancora in luce. Direttore, nella curiosità, qui il sito di Nora c'è stata anche una trasmissione televisiva, Norace, i piccoli archeologi, ma tecnicamente come si svolge la giornata tipo, visto anche i nuovi ritrovamenti? Beh, la giornata tipo inizia abbastanza presto, nel senso che siamo qua in cantiere da prima delle 7:30 con tutti i ragazzi e tutti i membri dello staff. Cerchiamo naturalmente di fare un lavoro rapido perché siamo interessati anche a ottimizzare i tempi, ma per noi è fondamentale il lavoro didattico. Lavoriamo per l'università, quindi per noi è importante che i ragazzi che partecipano ai nostri scavi vadano via con qualcosa di appreso, di imparato e che possano insomma proporsi nel mondo del lavoro con delle competenze. Da quanti elementi è formata la squadra di scavo e soprattutto durante la giornata, anche con queste temperature che sono veramente temperature elevate, cosa comporta il tutto? La squadra è formata principalmente da 5 persone che sono poi i fondatori di questo progetto, del progetto Istmos, cioè il direttore di scavo che è il professor Marco Giuman dell'Università di Cagliari, la professoressa Romina Carboni, da me, dalla dottoressa Mira Napolitano che si occupa del laboratorio dei materiali e dal dottor Luca Lanteri che si occupa della parte topografica. A noi si aggiungono decine e decine di studenti che si alternano in vari turni e naturalmente questo alternarsi serve anche per dosare le forze. Come dicevo prima, è fondamentale l'attività didattica e quindi bisogna che lo si faccia con una mente lucida, quindi ci sono delle pause perché qui le temperature raggiungono dei livelli molto alti. Ecco. Dal primo esame, mi corregga se sbaglio, si evince che c'è una piazza, una fontana, delle botteghe. Ci può anticipare cosa avete trovato di molto curioso o interessante? Allora, adesso stiamo cercando di delimitare quelli che sono gli edifici che contornano la piazza. La nostra volontà è quella di capire come funzionava la città nelle fasi più tarde, che sono fasi importantissime, sono le fasi di età dell'ultimo impero e le fasi di età bizantina, sono fasi molto importanti perché testimoniano che la città non decade e non muore precocemente, ma ha una lunga fase di vita in cui semplicemente si contrae come spazi ed è molto attiva. Sono botteghe di produzioni di alimenti, di oggetti che testimoniano una vita quotidiana molto, molto florida. È proprio vero che Nora non finisce mai di stupire, una nuova scoperta, non solo la fontana ma anche le botteghe, soprattutto un tour, e quindi si continua il percorso turistico di questo sito magnifico. Ma diciamo che l'evento di oggi è anche un evento per avvicinare le persone alla parte viva di Nora, per cui far vedere gli scavi, il risultato degli scavi in diretta dopo un duro lavoro, per noi è una grande emozione, anche per noi che lo vediamo tutti i giorni, però per un turista toccare con mano il risultato freschissimo di un lavoro arriva direttamente nel cuore. Questo è quello che cerchiamo di fare noi come fondazione.
L'importanza di veicolare, divulgare, voi avete fatto tante iniziative quest'anno, state continuando a farle, tra qualche giorno Notte dei Poeti, poi ci sarà il Festival Pura Cultura, ma soprattutto una veicolazione di contenuto, e questo è fondamentale. Certo, diciamo che cerchiamo di lavorare sempre su tematiche, ecco, per cui ricordiamoci la fondazione Pura Cultura Diffusa, ecco, che non è soltanto onore, ma è proprio quella di diffondere la cultura, per cui scegliere dei temi importanti, sensibili, per avvicinare anche con divertimento le persone alla cultura e poi trascinarle in questo mondo che a molti è ancora sconosciuto. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione. A tu per tu, la rubrica che curiamo da molte settimane in collaborazione con Confcommercio Sud Sardegna. Dopo aver avuto Chico Testa per parlare di ritorno dell'Italia all'energia nucleare, Luigi Crespi che ci ha parlato di tante cose che riguardano la politica, abbiamo avuto la possibilità di avere Carlo Cottarelli, l'economista indicato premier dopo le dimissioni di Conte, il presidente dell'INPS Gabriele Fava, Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione. Eccoci a un protagonista del Made in Italy,
Parliamo di Riccardo Illy, sindaco di Trieste dal 1903 al 2001, presidente della regione Friuli Venezia Giulia dal 2003 al 2008, deputato della Repubblica con l'Ulivo, ma anche giornalista, e nel 1989 ha debuttato come scrittore con Dal caffè all'espresso, edito da Mondadori. Subito dopo Polietica con Marsilio editore, poi La rana cinese e Così perdiamo il nord con Mondadori. È un manager che guida un'azienda con fiore all'occhiello del Made in Italy, azienda fondata dal nonno Francesco nel 1933, e qui a Cagliari per una conferenza sul tema Il coraggio dell'innovazione, come innovare aiuta l'impresa. Siamo stati brevissimi. Chi non innova muore, si può dire oggi, anzi bisogna dire, perché la tecnologia sta sviluppandosi molto rapidamente, lo vediamo con l'intelligenza artificiale, lo vediamo con i nuovi computer quantistici, lo vediamo con i robot, le vetture che si muovono da soli, anche se ho qualche perplessità sulla loro sicurezza ancora. Quindi il mondo sta cambiando e perciò anche gli imprenditori, le imprese devono adeguarsi e possibilmente non venire al traino ma essere davanti e quindi innovare per primi. Questa è la vera sfida dell'impresa. Chi poi non innova del tutto, come ho detto, morirà, ma che innova per primo in genere riesce a sfruttare il vantaggio della prima mossa e quindi riesce ad acquisire un vantaggio competitivo e quindi riesce a far crescere la sua impresa meglio. E a proposito di impresa, quanto è difficile sostenere e guidare un'azienda da tanti anni con 140 sedi nel mondo e migliaia di dipendenti? Io sono uscito dall'impresa che produce caffè qualche anno fa, ho costituito una holding che si chiama Polo del Gusto, che ha alcune società in Italia, Domori in particolare che fa cioccolato, Achillea che fa succhi di frutta 100% bio e infine Pintaudi che fa prodotti da forno, e una società in Francia, si chiama Damman Frère, la più grande tra l'altro, quest'anno arriverà sui 50 milioni di euro di fatturato. Quindi è comunque un gruppo che impiega circa 200 persone, che sta crescendo in maniera significativa, e rispondo comunque alla domanda, è un bel impegno perché di problemi da affrontare ogni giorno ce n'è tanti. Solo per citarne uno, lo scorso anno il prezzo del cacao è quintuplicato rispetto a quello di 1 o 2 anni prima, nel mentre stavamo costruendo, l'abbiamo finito alla fine anno, il nuovo stabilimento, gli uffici e il capannone della società. Però ci sono anche tante opportunità, per esempio sui mercati stranieri. In questo momento ci preoccupano un po' i dazi americani, però finora col 10% applicato fino a luglio diciamo che ce la siamo cavata, speriamo che vengano ridotti possibilmente ancora, certamente non aumentati. Poi non ci sono solo gli Stati Uniti, c'è anche l'Asia, ovviamente tutto il resto dell'Europa, c'è il Canada, c'è il Sud America, quindi di opportunità ce n'è moltissime, di consumatori che diventano abbienti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ce n'è sempre di più, e quindi questi sono interessati ai prodotti di qualità come siamo capaci di produrre in Italia. Quindi da un lato ci sono dei problemi, ma dall'altro soprattutto grandi opportunità da cogliere. Una vita da manager, ma anche con la passione per il giornalismo, la scrittura e le esperienze politiche. Quali di queste le è piaciuta di più in tanti anni? Direi che, anche se forse i risultati più importanti li ho acquisiti come presidente della regione, ma chiamiamolo mestiere nella pubblica amministrazione che mi ha entusiasmato, mi ha coinvolto di più, è quello di sindaco. E per sottolineare come sono andate le cose, cito una storiella. Mi scrisse a un certo punto, dopo qualche mese che ero sindaco, una bambina dicendo:
ho perso un dentino, cosa può fare il sindaco per il mio dentino? Quindi solo per dire che dal sindaco i cittadini, le imprese del territorio si aspettano semplicemente tutto. È un impegno H24, 7 giorni su 7 come i carabinieri, però è entusiasmante, è bellissimo, perché quando si riescono a risolvere i problemi o a creare nuove opportunità per i cittadini e si vede poi la loro riconoscenza, che peraltro non mi ero mai aspettato, dà una soddisfazione enorme. Da uomo che ha seguito la politica nel versante di centro-sinistra, la situazione di questa parte della politica italiana così difficile in questo momento da che cosa è dovuto? Io sono sempre stato indipendente, non ho mai aderito a un partito e neanche a un movimento, nemmeno quando portava il mio nome. Anche alla Camera sono stato indipendente, ero candidato indipendente ed ero iscritto al gruppo misto, quindi non ero nel gruppo dell'Ulivo in realtà. Quella volta c'era la Margherita, poi non c'era ancora pur avendo portato nel proporzionale il miglior risultato assoluto della Margherita a livello nazionale, il 21%, ma poi, come avevo detto agli esponenti della Margherita, mi iscrissi al gruppo misto. Ecco, nel centro-sinistra in questo momento ci sono delle divisioni insanabili, ci sono 2 gruppi principali, gli altri potremmo definirli semplicemente cespugli perché valgono l'1, 2, 3%, e questi 2 fanno la lotta più fra loro che non contro il centrodestra, che dovrebbe essere il loro antagonismo. Finché non cambia qualcosa nei leader di questi 2 gruppi, credo che il centro-sinistra non abbia alcuna chance, pur essendo, pur a livello nazionale, non solo in molte regioni e in molti comuni, maggioritario. Abbiamo una situazione simile in molti altri paesi, per esempio anche in Turchia, dove le opposizioni sono talmente divise che pur avendo la maggioranza dei voti, se si sommano tutti i voti dei partiti che le compongono, non riescono a ottenere la maggioranza perché non riescono ad avere un'intesa fra di loro. Conclusione. 50 anni di lavoro consecutivi subito dopo gli studi. Cosa c'è adesso nel futuro di Riccardo Illy? Nel futuro c'è la crescita del Polo del Gusto, che è la holding che ho costituito nel 2019 e che da allora presiedo, con possibilmente ulteriori acquisizioni, oltre che la crescita delle società che esistono. Poi ho un'idea, quando veramente andrò in pensione e spero passerò le redini di questa società agli eredi. Ho un nipote che ha già 14 anni, quindi fra qualche anno potrebbe essere già maturo. L'idea che ho è, siccome avevo la passione per la medicina, avrei voluto studiare medicina ma poi ho fatto scelte diverse, di reinventare la medicina. Secondo me oggi la medicina ha un'impostazione errata, si preoccupa più di eliminare i sintomi che non di scoprire le cause e quindi di eliminare alla radice il male. Mi piacerebbe lanciare un movimento per reinventare la medicina. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.